Bentornati a Love, oggi parliamo di litigi nel rapporto di coppia. Abbiamo sentito nella prima parte alcuni pareri. Emi, vuoi fare un riassunto? Sì, allora mi sembra che il nostro pubblico in sala sia concorde sull'utilità innanzitutto dei litigi e mi sembra anche concorde su alcuni punti importanti, ovvero che sicuramente quando si litiga una delle regole importanti è quella di evitare di colpire la persona, perché come abbiamo detto solitamente il litigio parte da cercare di andare meglio, risolvere qualcosa che non funziona, quindi un obiettivo costruttivo, però solitamente infervorati dal pathos che provocano appunto certi temi scottanti che si vanno a toccare, solitamente si finisce per colpire la persona, quindi andare a ferire l'altro. Queste ferite diventano come dei chiodi che poi rimangono e vanno un po' a viziare la storia della coppia invece che rinforzarla. Molto meglio è quando invece si discute del contenuto dell'argomento e quindi si cerca di cercare di trovare una soluzione per quel problema, quindi contenuto non persona. Talvolta abbiamo visto anche in quello che ci hanno detto che il litigio diventa quasi la modalità aggressiva forte che si mostra, è un po' un tentativo di difendersi aggredendo. Vero? Solo che si sa che quando uno aggredisce aggredendo poi passa dalla parte del torto e quindi facilmente viene ribaltata da una persona che invece è accomodante, come nel caso di Asia, come ci ha raccontato, e quindi riesce a vincere. Anche se, come dico io, una delle mie espressioni rispetto a questo è che in amore a torto chi cerca di avere ragione. Verissimo, è verissimo. Bisogna mettersi in ascolto. Questa è la differenza tra un litigio e una discussione, perché discutere, si discute sempre tra amiche, tra congenitori, tra colleghi di lavoro. Il litigio vuol dire che insomma una scintilla si è accesa e si è accesa in maniera anche vigorosa. Quindi lì il tentativo più che altro, io noto che quando litigo con qualcuno, quindi un fidanzato, una persona che frequento, il tentativo è di non tanto di risolvere la faccenda, ma proprio di, intanto sono preoccupata della situazione in sé, quindi si tende, quando vedi l'altro infervorato tendi o a arrabbiarti ancora di più e quindi diventa... Il mio tentativo di essere calma, per esempio, in realtà è un tentativo di calmare le acque. Sono poco interessata a risolvere il problema, sono più interessata a riportare alla normalità la situazione in modo da parlarne. Ma questo è sempre una situazione proprio centrica, quindi ognuno in quel momento, con le valvole chiuse, tende a pensare a come reagisce lui o lei e poco all'altro. E quindi davvero il litigio, nell'accezione a cui io penso, ecco, perché non penso a una costruzione, a un rapporto di dialogo costruttivo, quella è più una discussione. Io quando penso al litigio penso a ti tiro la pentola, che cavolo vuoi, vattene fuori di casa, non ti voglio mai più vedere. Questo per me è il litigio. Quindi costruttivo sia a un certo punto, diciamo che il litigio è l'apoteosi della discussione. Quando non si è riuscito a discutere si passa al litigio. E lì insomma diventiamo un attimo più vulnerabili proprio a livello anche aggressivo. Certo, infatti l'ultima cosa della prima parte è stata proprio questa differenza tra del fatto quanto sia peggio per una relazione l'indifferenza rispetto appunto all'esprimere anche in forma aggressiva, forte, emotivamente presente le emozioni. Quindi quando c'è l'indifferenza veramente è come se la coppia non finisce, è quasi un capolinea. Quando si lascia correre, sì, è un voltaspalle, sì. Non si prova, cioè quando non si sente più il bisogno di dire ma che glielo dico a fare, cioè proprio che non c'è l'emozione e quindi è come aver alzato la bandiera bianca e quindi o si procede a strascico oppure per quieto vivere, per il famoso quieto vivere, ma l'animale non sociale, questa è una cosa per cui litigavo spesso. Io sono una persona molto estroflessa e paradossalmente attiro sempre uomini molto più timidi di me. Quindi all'inizio mi piace perché comunque sono padrona della situazione, nell'intimità mi fa piacere, eccetera. Poi arriva il momento fatidico della conoscenza in società con gli amici, eccetera, e io inizio a scalpitare. Quindi mi infastidisce tutto perché non parla, cosa c'ha, mette il muso, mi mette in imbarazzo, non parla con i miei amici. Quindi inizio a farmi tutta un giro, insomma, mentale che mi porta ad arrivare a casa e dire sai, quando rimugini, arrivi a casa e dici non è la persona per me. E allora inizi a notare tutto, quindi ti infastidisce quello, ti infastidisce l'altro. E se tu
carichi intimamente qualcosa, fondamentalmente arrivi per forza a un litigio, perché io non mi immagino. E possiamo parlare del tuo carattere adesso che hai 40 anni? Ecco, io ti vorrei dire che è difficile a volte, cioè si litiga molto spesso per cose che non sono risolvibili, cioè non sono immediatamente positive dopo una discussione. Come fai a dire a una persona non mi piace il tuo carattere? Eppure molto spesso te ne accorgi dopo un bel po' di tempo. Perché? Perché piccole cose ti infastidiscono ed è lì che scaturiscono i litigi. Oppure un uomo per esempio che beve troppo. Vi è mai capitato un uomo che perde il controllo, cioè che tutte le volte che esce beve? Perché non si diverte se non è ubriaco e magari a te dà fastidio perché gli puzza l'alito, perché non guida bene la macchina, oppure si addormenta appena torni a casa anziché insomma stare con te in intimità, cioè capitano, quindi inizi ad amusarti. O una persona che non è collaborativa in casa, per esempio, o uno che tanto in maniera galante ti offre sempre la cena e poi un giorno te lo rinfaccia e ti dice io ho fatto per questo, per te questo, questo e quest'altro. Sono questi fondamentalmente i motivi di litigio, che sono delle futilità, però se una persona dopo 2 anni ti dice ti ho sempre offerto la cena, tu per me che hai fatto? E tu inizi a mettere in discussione tutti i 2 anni e non è tanto quello che ti ha detto, è che sta mettendo in discussione tutto. Quindi sono questi i motivi, secondo me, che creano attrito tra 2 persone. Mi è venuta in mente una cosa che secondo me si può attribuire. Ciò che all'inizio ci attrae di un uomo, alla fine, dopo, ci comincia a dar fastidio. Cioè, secondo me, nel senso, il mio parere. Ciò che all'inizio ci attrae di un uomo, cioè il suo modo di fare, il suo essere, se è una persona molto sicura di sé o se è una persona che non è affatto sicura, e all'inizio ci piace moltissimo, ci attrae. Poi tutte queste cose alla fine del rapporto, quando il rapporto ormai comincia ad avere la fase di declino inesorabile, ci dà fastidio. È possibile una cosa del genere o sono solo io che... Ti è capitato nella tua esperienza? Sì, mi è capitato più di qualche volta, più di qualche volta. Cioè le stesse cose che all'inizio apprezzi di una persona, dopo un po' di tempo incominciano a disturbarmi. Non so se sono io che si litigava su queste cose? No, proprio mi scadeva la persona, perché in realtà mi ero costruita l'avevo messo su un piedistallo e poi dopo piano piano mi scadeva, proprio perché mi ero accorta che tutte quelle cose bellissime che io all'inizio vedevo, dopo non le vedevo più, anzi erano proprio i difetti. Certo, allora a parte che è possibile, però ci vorrebbero 3 puntate per spiegare forse questa il problema cosa. è l'idealizzazione che abbiamo all'inizio, forse. Assolutamente, però sicuramente una cosa che sta emergendo in questa cosa è il problema dei problemi irrisolvibili della discussione, cioè quello di cambiare l'altro. Sì. Quindi quando si inciampa nel problema del cambiare l'altro, praticamente è un loop infinito perché è una battaglia persa e anche sbagliata. Certo. Però molto spesso ci si capita, questo è se frequentissimo. Se hai un uomo che fuma a te dà fastidio, non sopporti il fumo, non puoi ogni giorno dirgli ti viene quello, ti viene l'altro, puzzi, non ti bacio, stai fumando, perché lo costringerai a portarsi i mandarini in tasca per strofinarsi le dita prima di nascondersi nel balcone per farsi 2 tiri, a inventarsi le scuse, quindi molto spesso è capire. Ma com'è la storia dei mandarini? Allora io adesso fumo la sigaretta elettronica, però quando fumavo, dato che non da tutti era cosa gradita, compresa mia mamma, io mi mettevo in tasca dei bucce di... Tutorial per i fumatori, ragazzi, imparate delle perché bucce Paola di mandarino che sono miracolose contro la puzza di fumo. Sei un disgraziato. Quindi non si può pensare di cambiare una persona a furia di litigare, perché la battaglia è persa, perché anche se dovesse cambiare per voi sarà solo una parvenza. Mia mamma, quella santa donna, mi ha sempre detto, una persona quadrata al massimo la puoi arrotondare, cioè puoi smussare leggermente gli angoli, ma non diventa un cerchio perfetto, cioè non esiste. Quindi secondo me la cosa principale per evitarle queste cose, soprattutto quelle capitali, cioè cambiare una persona, è darci il tempo di pensare se quella persona è adatta a noi.
Cosa vuol dire? Le donne normalmente all'inizio ti piace uno, lo frequenti, magari capita qualcosa, il primo pensiero è che la cosa vada avanti. Sono pochissime le donne che si godono la conoscenza attimo dopo attimo, cosa tipicamente maschile invece. Perché? Perché la donna, soprattutto dopo il sesso, ecco, diciamolo, tende a cercare di stringere un rapporto serio e quindi perde di vista se stessa per cercare di compiacere l'altro e quindi rendersi degna di lui. Invece dovremmo sempre, noi donne, dato che siamo tutte femminucce stasera, dovremmo sempre cercare di capire se quella persona dopo il sesso, dopo il non sesso, dopo tutto quello che succede in una conoscenza, continua ad essere la persona che noi speravamo fosse all'inizio, dandoci sempre un occhio critico. Questo ci permette di conoscerla un attimo più a fondo e di comprendere se la vogliamo in tutto e per tutto. Questo è difficilissimo perché bisognerebbe avere un occhio esterno che ci fa capire un po' come vanno le cose, però il problema di cui parlava ovviamente Michela, secondo me è legato a questo, cioè a un certo punto inizi a litigare per cose che inizialmente non notavi, perché eri troppo concentrata affinché lui volesse te. E quindi alcune cose che sono magari evidenti dall'inizio, perché se una persona fuma dall'inizio, è inutile dopo un anno dire ma sai che mi dà fastidio il tuo odore di fumo? O uno che ha la barba e ti punge, dopo un anno inizia a dire togliti la barba perché qua io non ti bacio più, oppure che beve, oppure che guida forte la macchina, o che il venerdì esce con gli amici, a te a un certo punto non va più bene. Cioè ci sono tutta una serie di cose che intanto fanno cadere i filtri, perché quando il rapporto si stringe è un po' come litigare tra fratello e sorella. Si litiga sempre. Perché? Perché la famiglia, l'amore che c'è, la convinzione che tanto questo amore sopporti ogni cosa, non ci dà modo di evitare alcune cose. La stessa cosa capita nei rapporti. Tu dici, una volta che mi hai visto in babbucce, con i bigodini in testa, capirai se non gli posso dire quello che voglio, se c'è qualcosa che non mi va bene. E lì inizia a crearsi una crepa che poi va in fondo e logora, che i litigi sono una delle cose che... Pensate a un uomo che dopo, ma un uomo e anche una donna, che dopo 10 ore di lavoro torna a casa e anziché pensare alla compagna che lo coccola, che gli prepara, ha il loop, quindi il mood, il ritornello delle chiacchiere, le urla, i litigi che magari è certo di andare a trovare, ma con che spirito ci torna a casa? È normale che va a farsi prima la birra con gli amici o lei l'uscita con le amiche. Quindi si creano delle situazioni, io non saprei perché poi è una malattia comune a tutti, quindi boh. No, ripeto, sicuramente ci sono contenuti del litigio, che infatti volevo anche sentire un po' le ragazze esatto, su cosa voi litigano. solitamente avete litigato, e poi c'è il modo in cui comunicare, quindi determinate cose che o allontana o avvicina e risolve. Volevo aggiungere un altro motivo per cui si litiga molto spesso, ed è la gelosia. Ah beh, ovviamente. Ovviamente perché inizialmente è tutto rose e fiori, alla fine una persona, cioè, generalmente, poi dipende dai casi, cioè, viene attratto dall'aspetto fisico inizialmente e poi comincia a conoscere, quindi è tutto rose e fiori, sei infatuato, poi una persona tendenzialmente tende a lanciare, tra virgolette, sul mercato il meglio di sé, quindi sì, i difetti vengono fuori sempre dopo, è quasi inevitabile, quindi niente, cioè vengono fuori, quindi vengono fuori. Quindi a te piace il figo del gruppo e a un certo punto, no, te nel senso di in generale. Sì, cioè in generale, cioè, dipende poi dall'approccio, perché se per esempio io posso essere anche attratta da, vabbè io sono fidanzata da 10 anni, quindi... Caspita. Però se devo pensare magari una persona un po' ispirarsi dall'aspetto fisico, perché ovvio l'aspetto visivo è importante, però magari conoscendola, magari mi attira già il suo carattere, la conosco già, dipende dalle situazioni, dalle dinamiche. No, perché tu hai citato giustamente uno dei motivi principali di litigio che è appunto la gelosia. La gelosia, sì. Quindi uno vede un bel ragazzo, una bella ragazza, tende ad accaparrarselo e poi non fa i conti con quello che c'è dopo. Che all'inizio, e poi a un certo punto lo guarda quello, allora come ti vesti, ma tu non devi uscire, a che dove sei stato. Di vestire, esatto. Sì, magari dopo ci si punzecchia, insomma. Cioè, la gelosia per me è fondamentale in una coppia, cioè fondamentale poi fino a un certo limite, insomma, fa capire che l'altra persona è interessata, che cioè, comunque crea del pepe nella coppia, no? Anche stuzzicarsi, anche fare delle battute e dire guarda quella quanto è bella, così, solo per scherzare o comunque non per litigare. Beh, insomma, se il mio ragazzo mi dice guarda quella quanto è bella, no, dipende forse io, cioè, anche dipende no. Se è un Sto gioco, scherzando. sì, quello è vero, cioè, dipende se è fatto in tono scherzoso o meno.
Comunque io faccio una distinzione tra litigio e discussione, cioè, secondo me c'è una differenza sottile, però il litigio, cioè, io lo penso come una cosa non costruttiva, cioè un qualcosa di... È uno sfogo, uno di rabbia. sfogo, una discussione, uno scambio di opinione è un qualcosa comunque di costruttivo, a differenza del litigio. Io ammetto di essere una persona molto pacata, calma e tendo molto spesso e volentieri a evitare il litigio, questo l'ammetto, però sto imparando dai miei errori e adesso ci sto lavorando sopra, perché evitare un litigio, insomma, proprio come diceva lei prima, cioè, tende a farti arrivare a un livello di esasperazione tale che arrivi un momento che esplodi, quindi insomma non sei neanche più in te, in poche parole povere, quindi è giusto, cioè, non bisogna puntualizzare su tutto, comunque perché sono persone di carattere proprio che sono polemiche e quindi insomma cercano sempre di lanciare un pretesto per litigare. È giusto comunque quando una cosa non sta bene, ma qualcosa comunque che serve per la coppia ed è importante, non è futile, è giusto comunque discutere di Anche qualcosa. secondo me, ma anche se io immagino la discussione è sempre dopo il litigio. Cioè prima ti sfoghi, dici tutto quello che pensi, quello che ti viene in mente. Poi una volta calmate le acque ci si può rimettere a tavolino e discutere. Quello dipende anche... Devo ancora incontrare una coppia, magari ci sono per carità, che in maniera calma discutono sui casi esistenziali della vita. Cioè, mi sembra insomma... C'era Filomena che voleva dire Pronti? qualcosa, vediamo un po'. Ecco, io ho il problema, se così si può definire, opposto, ovvero il non litigio, perché come dicevi appunto poco fa, siamo una tipica coppia che non litiga o comunque discute molto tranquillamente di ogni problema, solo che questa cosa a me a lungo andare è un po' turba, perché devo proprio cercare il pelo nell'uovo per poter andare a litigare magari su delle piccole cose, perché litigi molto forti fortunatamente non c'è, diciamo, una motivazione per farli, però anche il non litigare per delle piccolezze è una cosa che un po' mi turba, perché sento proprio la necessità di litigare ogni tanto, o di discutere anche del tipo non mi hai risposto al messaggio perché che cosa stavi facendo? No, perché magari lui mi risponde sempre, mi dà troppe attenzioni, mi porta sempre fuori a cena, non mi rifaccia mai nulla e questa cosa molto interessante, questo mi piace. Attenzione a non dare cattive informazioni ai nostri telespettatori. No, però anche la perfezione, cioè due persone ovviamente su qualcosa devono non andare d'accordo, perché è impossibile, che non esistono delle anime gemelle, un rapporto perfetto in tutto, quindi qualcosa ci deve essere. Però la troppa perfezione, il non litigare anche per delle piccolezze, secondo me è una cosa che un po' turba, cioè è importante anche litigare. E tu hai provato a dargli delle motivazioni per litigare, a importi? Io sì, cerco tutti i pretesti possibili ogni Niente tanto, da però fare. lui è troppo calmo e cerca di... Quanto siete insieme? Un anno più o meno, quindi non è neanche tanto. Cioè, ancora da lavorare. Dagli tempo. Anche dopo un anno faccio fatica a cercare di litigare, cerco tutti i pretesti possibili, però non... Ti sta guardando adesso? Sì. Bene, digli, senti, guarda, ogni tanto, mettiti la sveglia e incazzati, d'accordo? Per quello. No, questo mi fa fare due osservazioni, due considerazioni. Allora, una è quella che un po' va a smontare il mito del principe azzurro, cioè che un po' quando trovi una persona che rispecchia, no, un potenziale ideale, poi non è così attraente. Ma chi ci crede? Saremo tutte felici. Siamo sempre attratti dai più maledetti, dai più bastardi, ci sarà un motivo. Esatto, no, ma però, che principe azzurro? Però c'è una schiera di ragazze ancora che sono prese da questo. La seconda considerazione è quella che spesso è proprio quando si è disposti a litigare che non ci si riesce e invece si discute normalmente, perché è proprio la paura di evitare il litigio, quindi non voglio finire a litigare, non voglio rovinare il rapporto, che poi implodendo poi porta a esternare, a arrivare proprio dove non si vuole. Quando invece si è disposti ad affrontare le cose di petto, spesso invece non avvengono e si discute normalmente. Questo è molto interessante però, questo spunto, perché effettivamente anche in una coppia, cioè i problemi nascono dai litigi, però anche in una coppia che va sempre d'accordo, e questo sempre che dà hai perfettamente ragione. È una cosa molto bella che mi dia tutte le certo. attenzioni, che non mi rinfacci nulla, eccetera, però ogni tanto anche
per dei piccoli particolari delle cose. Mi piacerebbe ogni tanto non litigare, però discutere anche animatamente, perché è una cosa che comunque rafforza il rapporto, secondo me. Mi sarà capitato pochissime volte di discutere animatamente e poi dopo mi sentivo molto più legata a lui, comunque entrambi eravamo più legati l'uno all'altra. Quindi se succedesse un po' più spesso, ovviamente per cose futili, Certo. non dico, anche quello è importante. Quindi io sto parlando proprio della un cosa appello. opposta. Non, Sì, Un c'è appello un disperato televisivo. appello di Sì, esatto. incazzamento È richiesto. una cosa rara, è una cosa rara perché magari tutte si lamentano, si litiga troppo, non mi va bene questo. Vabbè, ma comunque cioè- Filomena, se vuoi due dritte su come fare incazzare un uomo, poi ci penso io più tardi, vai tranquillo. Ok. E con questo siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, ringraziamo le nostre ragazze, grazie infinite per il vostro contributo, grazie a te Emilio, il dottor Emilio Gerboni, e noi ci vediamo alla prossima, un bacione da Paola, ciao! E anche per oggi siamo giunti in conclusione. Vi ricordiamo, per chi volesse partecipare a Love può contattarci alla nostra pagina Facebook, e poi vi anticipiamo il tema della puntata di domani, la puntata più fashion della settimana, lifestyle, con la nostra coach di bellezza Valentina. Come sapete, questa settimana è una settimana davvero importantissima, si avvicina il San Valentino, anche se io sono una sostenitrice del San Valentino tutto l'anno, ovvero avere attenzioni del proprio partner sempre, quotidianamente, ma per chi volesse prepararsi al meglio non mancheranno i consigli di Valentina, come costruire un look speciale per le nostre unghie con il nail art di San Valentino, poi come sempre la rubrica dedicata alla preparazione dei prodotti di bellezza naturale. Dunque ora non vi voglio svelare che cosa verrà preparato domani, dunque non potete perdervi la puntata.